colore azzurro, la contrada del cavallo. Con il colore giallo È partita ieri sera con la cerimonia di apertura e le prime sfide tra le 4 contrade in gara la 24esima edizione del Palio dello Sparviero. La cornice è veramente suggestiva in quello che è stato una delle roccaforti tra Padova e Vicenza, il castello di San Martino della Banenza a Cervarese Santa Croce. Il prato del castello si riempie di mercanti e botteghe d'antichi mestieri, mentre dinanzi agli occhi degli spettatori si sfidano tra danze, corsa con i sacchi e tiro alla fune i giovani del territorio, chiamati a portare avanti e conservare una tradizione d'altri tempi. L'evento proseguirà fino a domenica, quando verrà assegnato il palio. Sfiscia Marciani News, Cervarese Santa Croce.